Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Team FS. Ci siamo, siamo in sessione. Non posso neanche dire finalmente perché comunque la settimana scorsa ho fatto 3 giorni a Cadelupi, questa settimana qua sono 4 giorni qua a Legherine, quindi non posso neanche dire finalmente. Però finalmente siamo ritornati a Legherine perché avevo non proprio un conto aperto, però ho già fatto una sessione in questa postazione qua di 3 giorni circa a inizio aprile. Oggi è il 9 maggio e ho fatto una sessione un mese fa di 4 pesci, ma non ho fatto nessuna over, o almeno non mi sono neanche avvicinato. Ho fatto un pesce da 16,5, ma so che qua dentro ci sono tanti pesci sopra i 20 kg, 20 kg, giù di lì, e voglio riuscire a catturarne uno in quasi tutte le postazioni. Qui appunto alle Legherine non c'è postazione migliore, postazione peggiore. Sono le postazioni più gettonate e quelle un po' meno gettonate, ma il pesce passa praticamente in ogni postazione. Poi sta al pescatore avere fortuna e avere un po' di bravura a riuscire a dargli da mangiare al pesce quello che vuole nel posto dove vuole lui. Ormai dovrebbe essere la quinta volta che vengo, questa alle Legherine, e mi trovo appunto alla postazione 25, sessione di 4 giorni 3 notti, speriamo di fare una bella over. A dopo. 12 e ci siamo, primo pesciotto della sessione, felicissimo. Sono le 6 del pomeriggio, abbondanti del primo giorno, abbiamo già avuto una bella risposta. Combattimento da paura, canna davanti l'albero, spinner rig con bilanciata. Sono le 2 di notte, partita questa piccolina. Yes! 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 Ci siamo raga, ci siamo. Abbiamo fatto un bel pesce, un bel vitellone. Un bel vitellone stamattina alle 8 è arrivato.
Yes! Come on! 20 tondi! E ce l'abbiamo, over 20, over 20. Adesso posso cambiare posta. Yes! Yeah! Questa qua l'abbiamo catturata con un'altra canna, ragazzi. Canna davanti alla posta a 25 metri, 25-30 metri con le Tiger. Yes! Ragazzi, le carpe le ho catturate marginali, ovviamente. E le prime due le ho catturate a 38 metri dopo quella punta del canneto, dopo quella punta lì. Praticamente c'è un alberello, non questo qua il primo ma il più grande. Ho cercato di cadere davanti all'alberello a filo del canneto e sono circa 38 metri dalla postazione. È un lancio un po' difficile perché abbiamo i cannetti davanti, ma con un po' di riguardo riusciamo tranquillamente a farlo. E mi ha portato due bellissime carpe. L'over 20 invece l'ho fatta con la canna di destra e l'ho presa a circa 28-29 metri dalla postazione verso quel palo elettrico lì. Questa è la pastura che sto utilizzando, sono palline all'ananas del 20, tagliate a metà, sbriciolate, perché poi con l'acqua del lago e con dei liquidi le palline tagliate a metà e sbriciolate vanno a fare questo tipo di pastella che quando entra in acqua fa un nuvolone esagerato. Quindi palline all'ananas del 20 sbriciolate a metà e sbriciolate e a metà. Poi abbiamo palline del 16, banana ananas. Cioè, guardate le palline come fanno quella crosticina. Questa roba qua è molto attrattiva. Tiger nut, palline alla fragola, un po' di pellet, yellow fruit over carbait. Poi cosa abbiamo? Comunque una bella pastella. Le carpe vanno pazze per questa roba. Quindi principalmente sono boilers, tiger nut, boilers sbriciolate a metà. Poi ci ho aggiunto 2 bicchieri d'acqua del lago per fare lavorare già da subito le palline e più che altro fare quel tipo di pastella che vi ho fatto vedere. Ci ho messo olio di canapa, olio di mais e liquido yellow fruit acid blends di overcarbate, che sono acidi. È un liquido acidissimo, fa la sua sporca figura, insomma. Poi vi voglio far vedere un rig che sto utilizzando, spinner rig, crank, boom, solito mio spinner rig ma di differente c'è il crank. Tagliamo circa 3/4 della bilanciata, poi andiamo a prendere una Tiger
Ed eccolo qua. Questo è l'innesco che ho catturato. Adesso vi spiego anche perché ho voluto mettere la bilanciata. Voglio un attimo cambiare dal solito chicco di mais finto, dalla solita spugnetta gialla, quindi ho messo una metà bilanciata, banana ananas gialla, quindi profumata, colorata e soprattutto per alleggerire la mia Tiger, molto di più di quello che fa un chicco di mais finto. Questa bilanciata è stata trattata con Go all'ananas. Guardate il Go come rilascia. Ci siamo ragazzi, questa sessione di 4 giorni e 3 notti sta finendo, mancano gli ultimi minuti, ho già smontato tutto, manca solo canne e retino. È stata una bellissima sessione, le gherine riesce sempre a riempirmi il cuore di gioia, e più un posto fantastico, un posto che sicuramente ci ritornerò durante gli anni e vedere come diventa la sua evoluzione, l'evoluzione di questo lago, l'evoluzione dei pesci che ci sono al suo interno. Sono riuscito a catturare un over 20 alla postazione 20, un over 20 alla postazione 25 e ho già in mente quale sarà la prossima postazione, non dico nulla, sicuramente vedrete un video nei prossimi mesi. Intanto vi dico anche che la prossima settimana siamo 4 giorni al Ghost Park, quindi dopo questo video molto probabilmente vedrete il video del Ghost Park, quindi pescioni assicurati. Quindi siamo molto fiduciosi di fare degli altri bei pesci, condividerli con voi e portare a casa qualche bella foto. Il mio approccio alle gherine in queste sessioni lo sto affidando prevalentemente alle palline, boilers, però non lo so, secondo me Tiger e granagli in questo lago hanno una marcia in più, però devo ancora testare bene la cosa, devo ancora riuscire a fare delle sessioni di qualche giorno nel periodo giusto con le granaglie, vedere se portano o no più catture, più chili, più emozioni, insomma. Mi aspetto un'ora e 20, un'ora e un quarto di strada per arrivare a Ferrara e niente, sicuramente mentre tornerò a casa proverò a progettare già la sessione al Ghost Park. Posta 24, quindi una delle poste diciamo più gettonate del lago, forse anche un po' più semplici perché da quello che ho capito non c'è sporco davanti alla 24. E niente, dai, vi lascio, inizio a smontare e ci vediamo al prossimo video. Ciao!